Xian, da prova a dire il mio nome, il mio sangue, qual è stato il tuo percorso? È stato un percorso di 2 anni molto lungo nel quale io ho ricercato me stessa e quello che davvero volessi fare, quindi è stato un percorso di ricerca musicale a livello compositivo, di musica, di testi, a livello vocale per la timbrica. E sono arrivata poi a comporre questi brani, ne ho composti molti di più, poi ne sono stati scelti 12, che vanno appunto a far parte del mio sangue. È un lavoro di svolta per me perché è molto differente dal primo, è un lavoro molto importante che mi rappresenta in tutto e per tutto, infatti sono sempre molto contenta di portarlo in giro in ogni tipo di manifestazione o semplicemente nei miei concerti e di presentarlo alla gente, perché tramite il disco si conosce veramente parte di me. Tu sei una cantautrice a tutti gli effetti, scrivi, componi, arrangi, ti ispiri soprattutto alla tua vita. Sì, assolutamente, non sono ancora in grado di scrivere di qualcosa che non mi ha sfiorato in prima persona e ne sono anche contenta, a dire il vero, perché è anche un modo per appunto esprimermi o comunque esorcizzare quello che magari può essere stato un dolore, una sofferenza. C'è chi scrive, c'è chi dipinge, c'è chi parla, riesce a parlare, io non ci riesco tanto e quindi scrivo. E grazie a questo mi libero, insomma è l'unica cosa che potrei fare. Le tue mani su di me, la tua mente è fragile, i miei istinti tu sarai e nei fianchi morirai. Nel tuo futuro cosa vedi? Quali sono i tuoi progetti? Guarda, i miei progetti sono quelli senz'altro di continuare a ricercare a livello musicale e lo sto facendo, infatti le robe che usciranno prossime sono comunque ancora più complesse se vogliamo, però è la strada che devo percorrere, no? Magari arriverà il giorno che inizierò a scrivere robe commerciali, più commerciali e mi andrà bene così, per adesso devo ricercare tanti concerti. Mi auguro di accrescere la nicchia di pubblico che mi segue e guarda, il sogno più grande che ho è quello di riuscire a vivere di musica. Non punto a San Siro, non punto a cose esagerate, no? Che magari con la musica che faccio non potrei avere, però vivere di musica e quindi riuscire a fare tanti live durante un anno e avere appunto uno zoccolo duro di persone che mi seguono affezionate. Saprò annullare i dubbi tuoi, incontrarti dentro i miei, non c'è niente senza noi e con niente. Appunto il tuo rapporto col pubblico finora com'è? È molto buono, molto familiare, diciamo, nel senso che anche durante i concerti cerco sempre di creare questa atmosfera semplice, no? In modo da poter anche in qualche modo interagire col pubblico, vedere il riscontro immediato dopo una canzone magari inedita, chiedere anche com'era, quindi molto semplice, molto familiare, così mi piace, spero di mantenerlo anche quando magari un giorno si spera riempirò, che so, un teatro da 1000-2000 posti. Questa è una ragazza splendida sia dal punto di vista artistico e sia dal punto di vista un po' di intraprendenza personale, perché lei vuole proprio autogestirsi, intraprendere un percorso tutto suo con le sue caratteristiche, vero? Grazie. Brava Chiara, complimenti, ci vediamo presto. Grazie.